possono essere piccole e apparentemente innocue, ma le emoji possono avere un peso maggiore di quanto si possa immaginare, creando a volte delle vere e proprie fratture generazionali. Mentre qualcuno potrebbe vedere un emoji come amichevole o divertente, un altro potrebbe non capirla o addirittura trovarla offensiva. Per approfondire questo aspetto è stato chiesto ai passanti di Reykjavik di interpretare una serie di emoji. In molti casi la stessa emoji è stata interpretata come positiva da alcuni, negativa da altri. Hvaða merkingu leggur í þetta tákn? Að vera leiður eða þreyttur eða eitthvað svoleiðis. Ég myndi svona skjóta á að þetta væri fallin frá. Deyja. Þetta þennan nota ég mjög mikið. Þetta var oft, þetta er eins og hlátukallinn nema bara hann er dauður. Það gefur svona svolítið í skyn og hafur dáið úr hlátri. Þessi er svolítið leiður. Fyndið. En þessi? Þetta er eitthvað sem er ömurlegt eða dauði. Anche la classica faccina sorridente non è sempre un territorio sicuro. Il grado di sorriso e la forma della bocca possono inviare segnali sottilmente diversi. L'esercizio ha dimostrato che nel mondo della comunicazione digitale il significato non è universale e che anche i simboli più semplici possono dire molto.